prima di arrivare al Napoli ero morto. Amici bellini, faccio quasi un video ASMR perché è molto tardi e io mi sono reso conto che domani, cioè per voi, quando adesso vi svegliate, io avrò una giornata lunghissima di prove tutto il giorno, poi devo suonare la sera, quindi non riuscirò a farvi un'analisi come si deve della partita e quella la spostiamo a lunedì. Però io non so voi, ma noi abbiamo chiuso la live. Se ve la siete persa magari mi farebbe piacere vi recuperaste, è 3 ore quindi è difficile, però se vi va nel finale proprio della live, nel finalissimo, dopo prima della sigla, faccio un recap di quella che è stata la mia visione di Sanremo in maniera molto molto superficiale. Mi sono scritto semplicemente 2 parole per ogni artista. Non ho ascoltato, ecco, quando si dice devi guardarle bene le partite per poterle analizzare, dovresti guardare bene il festival per poter parlare di tutte le canzoni, eccetera eccetera. Non l'ho fatto, vado semplicemente a sensazione per quelli che ho ascoltato, per le interpretazioni che mi sono piaciute, specialmente nella serata cover. E alla fine, perché sto facendo tutto questo panegirico? Perché quando noi abbiamo chiuso la live non sapevamo il vincitore. Siamo andati poi a vedere, io con mia moglie, che si diverte molto a seguire il festival, tant'è vero che nell'altro canale, il 4º canale, l'ultimo video è il festival dell'anno scorso, ma questo è un altro paio di maniche. Io ho esultato come un gol, non come uno scudetto vinto, però quando abbiamo sentito, perché Saif e Sal cominciano entrambi con la S, e quindi quando Laura Pausini stava per fare e ho detto chi è? Proprio ho esultato come un dannato, devo dire la verità. Nonostante non fosse la mia canzone preferita, io ho amato alla follia quella di Serena Brancale, la sua interpretazione, la canzone in se stessa, lei è spettacolare. Però visto quello che era il pregresso, dove anche su cronache Biasin, che è uno di quelli, io ho tanta paura, cioè inizia facendo Saremo io e te, è quella lì? Io ho tanta paura, ho tanta paura. Però il problema è che prima, quando cantava il buon Sal, cantavano tutti, cosa che non hanno fatto con le altre canzoni. Quindi io ho tanta paura, ho veramente tanta paura. I voti proprio della giuria dei giornalisti, e lui proprio in diretta nazionale dice a quelli di cronaca, dice no, io ho molta paura perché i giornalisti cantavano la canzone di Sal Da Vinci, quindi ho molta paura. E dentro di me è strisciata questa sensazione: ma veramente non voglio parlare di odio, ma veramente vi diamo così fastidio? Cioè non è solamente una questione calcistica, si estende anche all'arte, si estende forse al nostro dialetto, al modo in cui ci vestiamo, il profumo che abbiamo addosso, quello che mangiamo, quello che beviamo, il caffè come lo facciamo. Cioè si allarga così estesamente, la cosa è veramente preoccupante che poi non ci si nasconda nemmeno più, si dica apertamente. Quindi questo è un video assolutamente abbraccio, dove voglio celebrare la vittoria di Napoli, anche città, la vittoria di Napoli, la vittoria degli artisti, la vittoria di chi sa emozionare in un modo o nell'altro, e ci mettiamo anche la squadra, perché è vero che non è stata una partita folgorante, anzi contro l'ultima in classifica si doveva e si poteva fare molto di più. Poi guardando gli highlights ti rendi conto che il Verona non ha fatto nulla, che il gol che hanno fatto era irregolare, che ci sarebbero state altre cose, ma ci arriviamo domani. Questa è più una riflessione celebrazione, perché poi la mia riflessione sul pezzo di Sal Da Vinci, che è un pezzo neomelodico, che vi piaccia o no, lo è a tutti i crismi, a partire dal ritmo, a partire dagli accordi scelti, il modo in cui si sviluppa, non è altro che un pezzo neomelodico. Ma lui va un attimo oltre e parla di promessa in generale. La promessa non è solamente la promessa di matrimonio, ma se tu fai una promessa a te stesso, metti un punto fermo, le promesse vanno mantenute. Ecco, una cosa che questa squadra sta facendo quest'anno è la promessa di rendere orgogliosi i tifosi.
e la stanno mantenendo, perché di fronte a tutte le difficoltà, agli errori fatti, a certe scelte che possono essere discutibili, e noi siamo qui per discuterle perché ci piace fare questo, la promessa la stanno mantenendo, e nonostante non fosse facile e continua a non essere facile, io mi sento orgoglioso di questa squadra, al di là di come finirà il campionato. Poi saremo amareggiati o saremo felici, ce lo dirà il campo, però la promessa secondo me la stanno mantenendo. Ed è simbolico e molto bello che il gol vittoria lo porti Lukaku, che, parlando di emozioni, ieri lui si toglie la maglietta e indica il cielo perché la dedica al papà, e tutte cose che noi dimentichiamo quando poi guardiamo i nostri giocatori giocare, devono fare il loro dovere, siamo inflessibili nei nostri giudizi, a volte dovremmo andare anche oltre, cercare di capire le situazioni singole di ognuno di loro. Non è facile, non è assolutamente facile, però riconosciamo anche quando sbagliano uno stop, quando non riescono a tirare o quando prendono un gol. Dobbiamo riconoscere, se, perché non tutti lo fanno, però se vediamo un impegno che va oltre quelle che sono le possibilità di questo momento, secondo me glielo dobbiamo riconoscere in maniera fattiva. Andiamo sui social, mandiamogli messaggi, perché secondo me se lo meritano. Si prendono tanta merda quando sbagliano, e secondo me quando fanno, tra virgolette, il loro dovere nei confronti di noi tifosi, secondo me glielo dobbiamo riconoscere. Questa è una riflessione generale. Poi Sanremo divide perché la musica divide, perché è la competizione che divide. Noi vediamo la classifica finale e io, per esempio, gusto mio personale, non posso accettare che Serena Brancale arrivi nona e che davanti a lei ci sia nell'ordine Ermal Meta. Non l'ho ascoltato, quindi non lo posso giudicare, però quel poco che ho sentito non mi fa impazzire. Davanti a lei c'è il 7 Fulminacci, ho visto la cover con la Fagnani, male anche a livello vocale, non mi è piaciuto. Al numero 6 Night, al numero 5 FedEx e Masini che ti dà emozioni sicuramente, però anche lui arraglia, starnazza, ma quello è anche una questione, io a volte ne faccio una questione tecnica che molto spesso è anche una questione di età, non è precisissimo, però andando avanti, davanti per fortuna almeno loro sono arrivati quinti e non prima di questo, perché poi quarta arriva Arisa, non mi piaceva la canzone, però lei canta bene. Terza dito nella piaga, che non avevo ascoltato, insomma, almeno una canzone diversa che secondo me sicuramente coinvolge e sicuramente prova a portare qualcosa di diverso anche musicalmente, tant'è vero che ha il riconoscimento da parte dell'orchestra. E poi secondo Saif, che io apprezzo perché comunque è un musicista, oltre a cantare la canzone non mi ha detto niente, però gli riconosco che suona la tromba, e quando poi lo sento fare la cover mi dà la consapevolezza di sapere quello che fa. E poi arriva la soddisfazione per Sal Da Vinci, che se poi vai a vedere indietro la canzone dove lui arrivò terzo era forse più bella, però bisogna arrivarci a certi percorsi. Alla fine a volte non sei pronto, a volte il pubblico non è pronto e alle volte si incastrano delle cose, e guarda caso questa volta non è stato il voto del pubblico, ma è stato il voto dei giornalisti che sono molto duri, quelli di Sanremo. Se voi avete ascoltato qualche intervista, qualche domanda, ficcanti al limite del polemico, al limite dell'attacco personale, quando poi andavano a muso con i cantanti, con gli artisti, proprio all'opposto di quello che fanno i giornalisti nel calcio. E i giornalisti nel calcio che poi ogni tanto scivolano anche su altri discorsi, e senti che di fronte a certi giudizi c'è fondamentalmente sembra quasi che sai poco. Allora, le donne sono multitasking. C'è fondamentalmente, ci sono le amicizie personali, ci sono interessi diversi. A qualcuno sarà anche una questione di gusto, come lo è la mia, però un certo livore io lo avverto
come lo abbiamo avvertito a Verona, perché li conosciamo i cori che ci fanno contro tutte le volte. E ai napoletani ci abbiamo aggiunto Conte, che in questo momento ci rappresenta, e ci aggiungiamo Lukaku, che oltre ad avere il suo colore della pelle lo hanno insultato anche per essere fuori forma, il che non è vero. Non sarà brillante, non sarà scattante, ma quando si toglie la maglietta Lukaku dovremmo stare lì ad ammirare e a prendere appunti, onestamente. E poi li abbiamo sentiti anche gli ululati, quindi l'acerbismo si continua a sviluppare. E quindi questo video, che non significa nulla, è semplicemente una riflessione a cuore aperto sui tempi che viviamo e sul fatto che ogni tanto mi dispiace per il resto del mondo, il resto dell'Italia. Forse è meglio dire il resto dell'Italia, perché la percezione che io ho nel mondo di quello che pensano di Napoli è molto diversa. E guarda caso, Saldavinci, in arte Saldavinci, perché poi lui è sorrentino, si chiama Michael, Sal Michael. Lui nasce a New York perché il padre era in tour qui e la moglie lo ha raggiunto. Nasce a New York, poi cresce a Napoli. Io sono nato a Napoli e poi adesso sto finendo di crescere a New York, perché crescere è l'unica cosa che conta e non si finisce mai di imparare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Quello là, vedi, ne stava facendo un'altra delle sue, ma è meglio che lasciamo perdere, dai.